La direzione provinciale della Lega Nord ha votato all'unanimità la sfiducia all'assessore veneziano al commercio Francesca Davilla. Se resterà in giunta, allarga le braccia al segretario Sergio Vallotto, non sarà più un assessore della Lega e rappresenterà soltanto se stessa. La diretta interessata preferisce non rilasciare dichiarazioni, ma lascia intendere di non avere alcuna intenzione di dimettersi. La palla passa ora al sindaco Luigi Brugnaro, che dovrà decidere se ritirare le deleghe alla Davilla per compiacere il sempre meno fedele alleato leghista e nominare il quarto assessore al commercio in meno di 2 anni, oppure lasciare le cose come stanno. La seconda ipotesi appare decisamente più probabile. Davilla si troverebbe quindi a rimanere in giunta con le mani libere dalla Lega, la cui rappresentanza nel governo della città sarebbe ridotta sostanzialmente a zero, dal momento che l'altro assessore in quota al carroccio, la vice sindaca Luciana Colle, da mesi non si fa vedere alle riunioni di partito. Niente da dire per quanto riguarda le sue competenze, la sua professionalità, è una bravissima assessore, però in realtà non interfacciandosi con il partito io non penso che faccia parte della quota Lega. Nonostante questo, i leghisti sembrano tutt'altro che intenzionati a uscire dalla maggioranza, dando vita a una crisi politica che inevitabilmente si rifletterebbe sulle alleanze dei molti comuni al voto l'11 giugno. La Giunta è una squadra tecnica basata e nominata dal sindaco sulla fiducia del sindaco. Quindi le due cose non devono essere fuse assieme. Va bene? Quindi la Lega è quella del Consiglio Comunale. A pagare per questo caos interno alla maggioranza è tutta la città, sostiene intanto il capogruppo PD in Consiglio Comunale Andrea Ferrazzi, e in particolare il settore del commercio che già di suo sta vivendo una crisi profonda. È evidente che le questioni interne degli altri partiti, se riguardano i partiti, della maggioranza se la vede la maggioranza, ma la ricaduta è certamente quello che a noi interessa, è sull'amministrazione della città che anche in questo settore è bloccata di fatto.